Grazie per l'invito, ringrazio il Museo di Adria, insomma, per ospitarci in questa bellissima iniziativa. È la prima edizione di questo festival. Quando appunto riprendo le parole di Elena, quando appunto Sabrina e il dottor Ianelli sono venuti a proporre anche da noi a Cavarzere questa iniziativa, all'inizio li ho guardati e ho detto sì, e Cavarzere? Cavarzere cosa c'entra? Cavarzere alla fine è un territorio di campagna, ma noi abbiamo due fiumi meravigliosi che attraversano il nostro comune, che nella storia comunque tra navigazione e tra purtroppo varie inondazioni ha portato il nostro paese sempre più a sgretolarsi. Però abbiamo un lungo argine meraviglioso e che non ha nulla che invidiare con il lungo argine della Loira, o comunque si parlava del Delta. Non abbiamo nulla da invidiare alla Camargue francese, non me ne vogliono gli amici francesi, però noi abbiamo dei territori come, vero, appunto però questo appunto ci fa dire che tante volte andiamo a vedere al di fuori dei nostri territori, invece abbiamo dei territori meravigliosi, perché solo delle passeggiate dunque le nostre zone sono spettacolari. Cavarzere è un po' un paese limitrofo perché fa parte della città metropolitana di Venezia, quindi legata alla laguna di Venezia, vicino a Chioggia al mare, vicino al Delta e vicino ad Adria. Abbiamo un sacco di cose in comune. Cosa dirvi? Dirvi che infatti l'entusiasmo infatti anche a me proprio mi avete accolto nel vostro progetto, e ci credo, che tra l'altro partirà da Cavarzere il 14 ottobre al Teatro Tullio Serafin con Tragos de Tango, quindi con dei tangueros, e vi aspettiamo perché le date io ho visto sono belle numerose. Però visto che qui c'è una sinergia di comuni che è bello, l'abbiamo detto tutti quanti, è bello nei nostri comuni essere insieme, perché sono i nostri territori, hanno bisogno di stare insieme per creare, capito, nuove prospettive per il futuro dei nostri giovani, e quindi insomma vi aspettiamo, partite da Cavarzere, finite, l'ultima data non so dove sia, però cerchiamo di farle tutte. Grazie ancora.